Prova a gettare acqua sul fuoco prima che l'incendio assuma proporzioni devastanti. Il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, decide di intervenire subito, di non perdere tempo di fronte alle nuove tensioni in corso all'interno della maggioranza che lo sostiene. Lo strappo in particolare viaggia sull'asse Partito Democratico-UDC. I due partiti a stretto giro si sono infatti punzecchiati, minacciando una possibile crisi di governo. Tutto ruota attorno alla decisione di Casini, pronto a trasferirsi nel centrodestra. Oggi sentirò tutti gli alleati, fa sapere il presidente della regione. Verificherò la disponibilità per un vertice di maggioranza, vertice che verosimilmente avverrà nella giornata di venerdì per cercare di ricomporre il conflitto. Crocetta vuole incontrare gli alleati per convincerli della necessità dell'unità della compagine e di un nuovo patto per riqualificare la spesa e ripartire lo sviluppo. C'è da definire la manovra bis, alla quale ha dato una spinta la riunione di giunta di ieri sera. Sarà proprio questa la carta che Crocetta vuole giocare nella partita con gli alleati, stringendo attraverso la nuova manovra un nuovo patto per lo sviluppo e il lavoro. Da sciogliere non ci sono comunque soltanto le insofferenze e l'evoluzione dei centristi, ma anche le dinamiche legate al congresso del Partito Democratico, con l'attuale segretario Giuseppe Lupo, avversario di Fausto Reciti, che invece sostenuto dal megafono il movimento del governatore.